Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con i numeri del turismo regionale. 42.000 persone in più hanno scelto gli impianti della montagna durante le festività natalizie, ma è stato un anno di grandi soddisfazioni per il turismo regionale. Abbiamo fatto il punto con l'assessore Sergio Midubini. Stiamo chiudendo una stagione invernale importantissima che ha visto la presenza, pensate voi, solo nel periodo delle festività natalizie, di oltre 200.000 passaggi nei vari poli montani. Questo è un risultato importantissimo. Sta a significare che le politiche che abbiamo messo in atto, in primis ricordo il contenimento del costo degli ski pass, hanno portato un aumento degli abbonamenti venduti, un aumento di presenza e un aumento anche di incassi per la regione, prezzi mantenuti invariati più 15% di incassi. Quindi la dimostrazione è che insomma, le nostre politiche di sviluppo per quanto riguarda la montagna e per quanto riguarda anche il comparto turistico stanno dando dei risultati. Non dimentichiamoci che in questo periodo la temperatura non è stata proprio clemente, perché insomma ci trovavamo diverse giornate sopra lo zero, quindi difficoltà per la tenuta delle piste, ma insomma i tecnici di promoturismo hanno svolto come sempre un ottimo lavoro. Anche l'iniziativa Turesta FVG ha funzionato. Sì, anche questa è una sfida che noi abbiamo lanciato quasi all'inizio della legislatura. È una sfida che quest'anno ha portato da quando l'abbiamo aperto a più di 20.000 persone che hanno beneficiato di questo incentivo. E devo dire che, parlando anche proprio con i cittadini, è stato molto apprezzato, perché insomma le famiglie hanno scelto le nostre località, le nostre montagne per poter trascorrere le proprie vacanze risparmiando anche qualche soldino che male non fa. Un'iniziativa che rimane anche nel 2023, quella del Turesta FVG. Ma sì, come dicevo, è un'iniziativa che ha riscosso molto successo e di conseguenza la nostra intenzione è quella di confermarla, tant'è che abbiamo già allocato anche nell'ultima legge di stabilità risorse per oltre 1.300.000, 1.500.000 di euro che saranno sicuramente implementate qualora ce ne fosse la necessità. Insomma è giusto che le istituzioni e la politica risponda concretamente alle esigenze e alle richieste della cittadinanza. Insomma, Turesta funziona, Turesta attira, quindi continueremo a garantirle. Gli albergatori della montagna sono soddisfatti anche perché adesso riprendono anche le gite scolastiche, cosa che mancava durante appunto il Covid, ma anche gli albergatori delle strutture ricettive del mare, quindi delle città. Possiamo dire che è stato un ottimo anno dal punto di vista turistico. Ma sì, guardate, da un punto di vista turistico, in mezzo alle mille problematicità legate all'inflazione, legate all'abnorme aumento del costo dell'energia, alle limitazioni ancora di viaggio a livello internazionale, perché non dimentichiamoci che i paesi asiatici ancora stanno segnando un passo come presenza, abbiamo avuto dei numeri molto importanti, non solo di autoctoni, non solo di turisti italiani, ma ecco, questo è un dato che va ricordato, abbiamo rafforzato moltissimo la presenza di austriaci e tedeschi, per l'amor del cielo, sempre presenti nel nostro paese, nella nostra regione, ma che negli ultimi anni avevano un po', come dire, scelto altre mete, sono ritornati prepotentemente da noi e insomma questi sono dei turisti che lasciano anche un segnale concreto, intendo di denari, all'economia della nostra regione. Abbiamo parlato di montagna, parliamo anche di mare con le terme di Grado, anche lì investimenti, ma anche terrazza mare di Liano Sabbiadoro. Sì, beh, questi sono, ecco, vi do un dato, da inizio legislatura la Giunta Fedriga ha messo a disposizione del comparto, del terziario, del commercio e del turismo circa $500 miliardi di euro, cifra importantissima, insomma quasi il 45% in più rispetto alla precedente legislatura, cifre messe a disposizione per gli investimenti. Lei ha citato due importantissime cartoline, io le definisco, della regione Friuli Venezia Giulia, Terrazza Mare di Liano Sabbiadoro, per la quale sono state messe a disposizione circa 13 milioni di euro, quindi ci sarà un restyling importantissimo dello stesso e insomma si è sbloccato dopo tanti anni, questo devo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Grado, il famoso tema terme di Grado. Anche lì la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione 29 milioni di euro, cifre significative, adesso l'iter avrà inizio. In verità avevamo già iniziato
con dei lotti sull'esistente lo scorso anno. Quindi adesso bisogna, come dire, guadagnare il tempo perduto negli anni. La poca neve non ferma le attività sciistiche. Dopo il periodo natalizio molto positivo si prosegue ora con le scuole a Forni di Sopra. La locale scuola sci, tra l'altro, occupa tanti giovani del posto. Ci racconta questa realtà Francesca Spangaro. Buongiorno da Forni di Sopra. In questa bellissima giornata di sole ci troviamo ai campetti, alle piste Davost. Una delle offerte di Forni di Sopra per quanto riguarda la pratica dello sci da discesa, ma non c'è solo questo. Per farci raccontare come sta andando l'attività sportiva, che comunque va avanti nonostante insomma la neve non vi stia aiutando, siamo in compagnia del direttore della scuola di sci di Forni di Sopra, Gianni Coradazzi. Archiviate le vacanze invernali, le vacanze natalizie, che mi sembra siano andate bene, giusto? Partiamo da lì intanto. Direi proprio di sì. Quest'anno abbiamo lavorato molto bene, nonostante la carenza della neve. Devo dare atto a Promo Tour per tutto quello che hanno fatto, per offrirci la possibilità appunto di praticare il nostro lavoro, e devo dire che la stagione è stata veramente buona. Dopo il periodo del Covid, dove siamo dovuti star fermi per necessità, devo dire che già l'anno scorso, ma quest'anno in particolare, l'andamento del turismo e quindi anche della scuola di sci è stato molto molto positivo. Ecco, l'importanza della scuola di sci anche dal punto di vista proprio anche della vostra attività, insomma, avvicinarsi chiaramente con un percorso affidandosi a dei maestri è chiaramente sempre preferibile, proprio per poi affrontare tutto il seguito della vita, che sia sportiva, agonistica o ludica, in sicurezza. Assolutamente sì, perché lo sci è uno sport tecnico. Per praticarlo bisogna avere le capacità di affrontare le varie difficoltà che si trovano sulle piste, e quindi il lavoro del maestro è indispensabile per chi inizia a fare questa attività, non solo nello sci alpino, ma tra l'altro la nostra scuola prende un po' tutte le discipline che si fanno sulla neve, quindi lo sci alpinismo, lo sci di fondo, lo snowboard e appunto lo sci alpino, e quindi diciamo a 360 gradi noi diamo servizio per tutti. Ecco, qui appunto Forni offre questa possibilità anche di praticare poi tutti questi sport. Parlando di maestri, mi raccontava prima come ci sia una particolarità che riguarda la vostra scuola, ovvero quella di avere tutti i maestri del luogo e molto giovani. Esatto, in questi ultimi anni abbiamo rinnovato completamente la scuola, e la cosa molto positiva è quella che tanti giovani, soprattutto della località, si sono avvicinati alla scuola e sono diventati maestri, e quindi sono quasi, diciamo, sicuramente è una scuola che in evoluzione. E che dà anche un contributo importante dal punto di vista proprio occupazionale, voglio dire, una realtà come Forni di Sopra è chiaro che si vive anche tanto di turismo, dare una possibilità ai giovani di rimanere sul territorio è fondamentale. Esatto, infatti questo era un mio obiettivo quando sono diventato direttore di questa scuola: coinvolgere il più possibile la popolazione, i giovani di Forni di Sopra, per dargli una possibilità di lavoro ulteriore che gli permette appunto di vivere il territorio. In questi giorni che afflusso c'è, quali saranno adesso i periodi? Insomma, adesso si lavora con che gruppi, a parte il weekend, quali saranno i prossimi periodi di maggiore afflusso? Ecco, noi in questo momento qua stiamo lavorando con le scuole della regione e fuori anche dalla regione. La caratteristica nostra è proprio questa, di non avere picchi nei weekend e poi un calo durante la settimana, ma di avere un lavoro abbastanza costante, perché appunto siamo molto attrattivi verso un certo tipo di turismo, che è quello scolastico, che ci permette appunto di far lavorare i maestri durante tutto l'arco della settimana. E allora buon lavoro, grazie per averci raccontato di questa realtà. Grazie a voi e un saluto da Forni. Da Forni di Sopra è tutto, a voi la linea. Grazie a Francesca Spangaro, ci separiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco.
Bentornati a Da Voi la Linea, ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregoratto che sta seguendo per noi la conferenza stampa della Giunta Comunale, così ci illustra gli ultimi provvedimenti. A te la linea. Grazie Alexis, buongiorno ai nostri amici telespettatori. E qui a Palazzo d'Aronco si sta ancora svolgendo la conferenza stampa, una conferenza stampa dei lavori di giunta che è incentrata soprattutto sul bilancio. Grande soddisfazione perché il bilancio che è stato approvato, bilancio di previsione, è di 252 milioni di euro, un bilancio in pareggio e già c'è la previsione di 62 milioni di interventi già finanziati. Ne parliamo con l'assessore al bilancio Francesca Laudicina, quindi per voi motivo d'orgoglio anche perché il debito sta calando sempre di più. Certo. Continua, è un bilancio in linea con i bilanci che sono stati approvati nelle annualità passate, quindi insomma bilanci importanti, bilanci forti. Anche questo appunto è un bilancio di una manovra da 252 milioni di euro, e quello che vorrei sottolineare è che comunque malgrado la pandemia, malgrado gli effetti di questa crisi mondiale, quindi l'effetto che ha sul bilancio naturalmente l'incremento dei costi dell'energia, delle materie prime, dell'inflazione, con un lavoro certosino di razionalizzazione della spesa, e siamo riusciti comunque a mantenere un livello di servizi, riteniamo, sia per quantità ma anche per qualità inalterato. Non abbiamo toccato, non abbiamo utilizzato la leva tributaria, quindi i tributi sono rimasti inalterati, l'addizionale IRPEF è rimasta sempre allo 0,2 e malgrado tutto questo grazie a questo grande sforzo siamo appunto riusciti a licenziare un bilancio da 252 milioni di euro, dove comunque il welfare rimane sicuramente confermato. E poi dobbiamo anche sottolineare il fatto che sono diminuiti pure i trasferimenti da parte dello Stato, no? Certo. Va evidenziato anche questo aspetto. Va evidenziato questo aspetto, che i trasferimenti relativi a sollievi per quanto riguarda appunto gli incrementi dei diversi costi naturalmente non ci sono più, o comunque sono ridotti, e quindi bisogna lavorare anche cercando di compensare questi minori trasferimenti. Ecco, parliamo proprio di interventi per quanto riguarda i servizi alle persone anziane, alle persone sole, perché su questo che state puntando al di là degli interventi dei lavori pubblici, insomma, che devono essere portati a termine, l'intero cablaggio, no? Cioè il cablaggio dell'intera città. Esatto, diciamo che si lavora sia dal punto di vista del bilancio, sia in parte per la spesa corrente e sia naturalmente per la spesa in parte capitale. Quello che in parte capitale, appunto, non dico niente di più, ci sono già 62 milioni di euro appunto finanziati, che comunque rappresentano vuol dire degli investimenti importantissimi. Quello che volevo mettere in evidenza è appunto un valore all'interno del bilancio che riguarda la missione numero 12, che è quella riguardante appunto il welfare, le persone fragili, le famiglie. Questo è in incremento rispetto al 2022 e abbiamo destinato a questa risorsa ben 65 milioni di euro. Abbiamo destinato e incrementato ancora risorse per quanto riguarda il tempo libero, lo sport, le politiche giovanili, dove ci sono 7,2 milioni di euro, e poi abbiamo mantenuto inalterate le risorse a favore dell'istruzione, 22 milioni e il diritto allo studio, 22 milioni di euro. A questo aggiungerei comunque anche l'importanza che è stata data per cambiare, per un progetto di rigenerazione urbana che serve comunque a rendere migliore la qualità della vita all'interno di determinati quartieri, che appunto è il quartiere di San Domenico, dove praticamente per quanto riguarda questo tipo di progettualità abbiamo inserito nel bilancio circa 19 milioni di euro. Ecco, chiudiamo anche per quanto riguarda le spese del personale, nel frattempo si sta chiudendo. Le spese del personale, quello che posso dire è che sicuramente la spesa del personale è sotto controllo, anzi c'è un particolare indice che deve essere calcolato per dimostrare di aver attivamente adempiuto agli obiettivi di finanza pubblica. La spesa del personale è assolutamente sotto controllo e l'indice che è stato calcolato è ben al di sotto del massimo previsto dalla
dalla norma regionale. Bene, ringraziamo l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Dobbiamo anche ricordare che chiaramente queste sono decisioni della Giunta che comunque dovranno passare al vaglio anche del Consiglio. In Consiglio, la cui data non è ancora stata definita, anzi prima ancora ci dovrà il parere dei revisori. Ecco. Bene, grazie Francesca Laudicina, assessore Francesca Laudicina. Qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Martina, anche per Martina Beraldo per le riprese. Grazie a te Isabella. Parliamo di Covid in sindromi influenzali, ma in particolare delle farmacie, dove ci sono medicinali quasi introvabili a causa della grande richiesta del periodo. Le alternative però non mancano. Abbiamo fatto il punto con Francesco Innocente, presidente di Farmacisti Riuniti e alla guida di Federfarma Pordenone. La carenza di farmaci anche sul nostro territorio, molte medicine non si trovano, alcune arrivano a singhiozzo. Ne parliamo con il dottor Francesco Innocente, che è presidente di Federfarma Pordenone e anche presidente di Farmacisti Riuniti. Insomma, dottor Innocente, qual è la situazione anche nelle nostre farmacie? La carenza ormai è diffusa in tutta la regione, ma come in tutta Italia e in gran parte dell'Europa anche. È una carenza che al momento si protrarrà ancora per qualche periodo, sicuramente è una carenza di farmaci, principalmente di automedicazione, ma non solo. È una carenza che provoca senz'altro dei disagi, ma che con la buona volontà di tutta la filiera, quindi delle farmacie in primis, ma anche dei medici e di chi anche fa informazioni, può essere superata con delle alternative che sono presenti e che si possono tranquillamente proporre come sostituzione. Ecco, quali sono i farmaci più difficilmente trovabili, diciamo? Andiamo da normalissimi antipiretici, sciroppi per i bambini, per la febbre, a prodotti per l'automedicazione delle prime vie respiratorie, come anche prodotti cortisonici, quindi farmaci più importanti, sempre per problemi respiratori, ma ce ne sono, c'è un elenco abbastanza importante che tra l'altro viene diffuso regolarmente e messo a conoscenza appunto della filiera regolarmente, proprio per cercare di evitare il disagio da parte dei medici, di prescrivere qualcosa che non si trova e quindi cercare di semplificare un po' la vita alle persone, ecco, perché banalmente, non so, in questo periodo, recentemente, è difficilmente reperibile, se non irreperibile, un farmaco che tutti penso conoscano, che è l'Augmentin e i suoi sostituti, e quindi è un farmaco che soprattutto in questo periodo si fa fatica a trovare, e è un farmaco che soprattutto in questo periodo è molto usato. Ecco, anche Tachipirina e Nurofen, che sono altri due farmaci sicuramente noti, anche lì c'è difficoltà. Sì, c'è una difficoltà, diciamo più sul Nurofen, che però diciamo, può essere sostituito magari temporaneamente con la stessa Tachipirina, che in questo momento è più facile reperire. Ecco. Quindi diciamo le alternative ci sono, si possono in qualche modo creare dei percorsi per evitare di far rimanere sprovvisti insomma, chi ha bisogno, cercando un po' ognuno di metterci un po' del suo. Ecco, c'è un farmaco invece che è proprio introvabile e che è anche difficilmente sostituibile, magari più di nicchia, però comunque importante. Ma sono farmaci per chi ha problemi respiratori importanti, che in questo momento questi sono forse quelli che sono un po' più difficili da sostituire e che sono farmaci assolutamente importanti e insomma, che fanno sentire la loro mancanza più di altri. Quali sono le cause di questa introvabilità? Le cause purtroppo sono una richiesta che nel periodo estivo-autunnale è stata quantitativamente molto superiore a quelle che erano le previsioni fatte sui numeri degli anni precedenti, e quindi purtroppo la produzione del farmaco non è accendere un bottone e avviare la produzione, richiede tempi particolari perché i lotti devono essere prodotti in un certo modo, devono essere controllati, registrati, e quindi ci sono delle tempistiche
che è quasi impossibile abbreviare, e questo crea questo disagio in questo momento, ma ripeto è un problema che verrà superato senz'altro, io penso anche nel giro di poco tempo, insomma, perché ormai è una cosa che si protrae da qualche mese, ma purtroppo è inevitabile di fronte a domande che impennano improvvisamente e che quindi non riescono a soddisfare, la produzione non riesce a soddisfare, insomma, in tempi rapidi. Il consiglio può essere anche quello ai medici magari di prescrivere con cura certi farmaci e alle persone magari di non fare scorta se trovano quel farmaco in farmacia. Questo è un altro problema, perché in effetti quando qualcuno sente che c'è aria di carenza comincia ad approvvigionarsi, a fare scorte e quindi aumenta il problema, lo ingigantisce perché pochi ce ne sono e chi si riempie la casa di farmaci non fa altro che peggiorare la situazione per altri, insomma, quindi senz'altro ci vuole, ripeto, ci vuole un po' di buonsenso da parte di tutti. Per le difficoltà economiche e nel trovare collaboratori, questo esercizio chiude. Il messaggio affisso sulla porta d'ingresso di uno storico panificio di Fagagna che dal 1° gennaio ha chiuso definitivamente dopo 60 anni di attività. Giancarlo Virgilio ha incontrato il vice sindaco Sandro Bello per capire appunto meglio le cause che hanno portato a questa chiusura. Vice sindaco, dal 1° gennaio Fagagna ha perso un panificio. Cosa è successo? È successo che, intanto buongiorno a tutti, è successo che l'attività condotta a livello familiare dalla famiglia Gusparo e dalla moglie Monica ha dovuto chiudere l'attività per la doppia situazione che riguarda la carenza di manodopera e indubbiamente anche l'aumento dei costi energetici ha fatto sì che l'abbinamento delle due cose abbia messo in difficoltà la possibilità di continuare questo tipo di attività che era da oltre 60 anni che garantiva un servizio decisamente importante per la fornitura, diciamo così, del pane di grande qualità direttamente alla nostra comunità di Fagagna, e questo è una grave perdita perché praticamente la possibilità di avere questi prodotti artigianali di grande qualità fa sì che la comunità non resterà sicuramente senza pane, in quanto Fagagna è dotata anche di 4 grandi distribuzioni, ci sono 4 supermercati in cui sicuramente la distribuzione degli alimentari ci sono, la distribuzione del pane c'è, però è chiaro che la quantità va a discapito della qualità. Lei ha parlato col signor Gusparo, ha fatto di tutto per trovare un fornaio, non ce l'ha fatta? Sì, diciamo che da quello con cui ci siamo sentiti, ci siamo chiacchierati, e lui ha cercato in questi 6 mesi di trovare un sostituto alla persona che ha deciso in autonomia di cambiare lavoro, e in questi 6 mesi ha trovato, ma non quello che praticamente andava bene direttamente a lui, visto che la sua possibilità di fare pane non solo per lui ma anche per la fornitura aveva la necessità di avere un lavoro abbastanza dispendioso di energie, considerando che poi il pane non è un bene cui tu puoi aumentarlo o farlo crescere di prezzo come vuoi, ma è vincolato a una situazione di mercato. Ha visto quanto è successo a Valvasone, ha chiuso un punto vendita, Cospalata per mancanza di personale con voglia di lavorare. Forse è simile il caso, non si trova personale perché gli orari di un fornaio non sono proprio agevoli per tutti. Diciamo che qui è una situazione leggermente diversa e la situazione è che manca proprio la specializzazione di manodopera. Ci sono diversi tipi di manodopera anche per fare il fornaio. Penso che al fornaio della grande distribuzione, che non ha la specialità del fornaio praticamente dei lavori artigianali, dei paesi artigianali o dei negozi così artigianali, che ha un altro tipo magari di necessità di lavorazione. Mancano i giovani che vogliono scegliere di fare questo tipo di lavoro. È un lavoro di sacrificio, è un lavoro che gratifica, è un lavoro che però cambia un po' i ritmi della vita per cui sono abituate le persone a vivere. È chiaro, questo lavoro prevede lavoro di notte, lavoro
il sabato, lavoro praticamente in cui devi dedicare meno tempo al divertimento e più allo sacrificio. Oggi lo spirito di sacrificio viene un po' a meno a quello che erano i concetti, diciamo così, di circa 50 anni fa, e questo è un po' lo scotto che dobbiamo pagare e che stiamo pagando un po' tutti. Non è solo il lavoro del fornaio, ma anche altri lavori hanno la capacità di non avere persone che possono sostituire tutti coloro che dopo 40-45 anni di lavoro devono meritatamente godersi la pensione, tanto più che questi lavori sono lavori cosiddetti usuranti, ed è proprio vero, e questa parola calza a pennello su quello che è un lavoro usurante. Fagagna comunque è ricca di negozi di vicinato e artigianali. È vero, è così? Sì, diciamo che noi nella distribuzione abbiamo appunto la fortuna di avere queste situazioni, tipo avevamo 3 forni, adesso ne abbiamo 2, abbiamo 3 macellerie, abbiamo 3 latterie che producono il formaggio e distribuiscono direttamente alle famiglie, e di questo la capacità artigianale delle persone di Fagagna che hanno lavorato e che lavorano tuttora in queste situazioni sia di carattere familiare fanno sì che la qualità del prodotto e della distribuzione fagagnese è una qualità molto elevata. Per cui sappiamo che le cose probabilmente anche in altri settori rischiano di andare peggio di quello che siamo. Speriamo solo in un miglioramento o in persone che vogliono assumersi un certo tipo di responsabilità e capacità, come ho detto prima, dello spirito di sacrificio, che spesso e volentieri è un sacrificio, anzi ci mancherebbe altro, però gratifica molto. Uno più sacrifici fa e più è gratificato da un punto di vista di valori morali, etici e anche materiali. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.